Estate 2021, in Veneto gli stranieri residenti sfiorano il 1.000.000. Non è fantascienza ma previsione matematica, perché se è vero che la crisi economica ha rallentato l'arrivo di immigrati nella nostra regione, il trend rimane stabile. 25.000 stranieri in più nel 2011, 600.000 persone in tutto, quasi il 10% dei residenti del Veneto, con un tasso dell'8% di irregolari. Una società sempre più multietnica. Romania, Marocco, Albania, Moldavia e Cina fanno la parte del leone, ma la locomotiva del nord-est, con sempre meno carbone nel suo motore, non è più l'Eldorado. Su più di 5.000 licenziamenti il 25% è popolazione immigrata, perché la crisi della piccola impresa e dell'artigianato sta producendo una fuoriuscita di lavoratori immigrati. 28.000 stranieri sono alla ricerca del lavoro, la richiesta da parte delle imprese è crollata. Il rischio di una nuova bomba sociale è dietro la porta, perché ai disperati veneti si aggiungono anche quelli che senza un lavoro entro 12 mesi diventano clandestini. Domani partono le procedure per la sanatoria degli immigrati irregolari, ma il rischio è uno solo. Anche nei nostri uffici sono pochissime le persone che vengono a domandare come fare per fare la regolarizzazione. Questo vuol dire che molte persone continueranno a lavorare in nero. Ma il fronte negativo del lavoro è compensato da un altro dato. La forte presenza ormai radicata dei cittadini immigrati sta portando nelle giovani generazioni, quindi tanti ragazzi a scuola. Il 12% degli studenti fra i banchi è straniero, con picchi nelle scuole di infanzia, nelle scuole elementari e nelle medie. E tra gli alunni ormai prevalgono i nati in Italia, la nuova generazione con la quale tutti dovranno fare i conti per il futuro del Veneto.